I Lions Club International, appartenenti al distretto 108 YB Sicilia, governatore avvocato Mariella Sciammetta, organizzano oggi la giornata della condivisione del cibo, un atto d'amore, una raccolta di alimenti per le famiglie bisognose della città, cui i Lions Club siciliani hanno aderito. L'iniziativa, denominata "Aggiungi un posto a tavola", è il titolo del service che hanno svolto oggi 31 ottobre il Lions e il Leo Club di Agrigento Host. I due club promuovono insieme una raccolta alimentare per le famiglie bisognose, chiedendo a tutta la comunità di recarsi a fare la spesa e di donare qualcosa per chi è in difficoltà. Tra le tante problematiche causate dalla pandemia c'è l'aumento esponenziale della povertà, numerose le famiglie che si trovano già in soluzioni limite e altre si troveranno presto in condizioni critiche a causa di questo difficile momento aggravato dalla precarietà economica. Barbara Capucci, Presidente, come sta andando? Sta andando benissimo, voglio far vedere il nostro volantino. Abbiamo realizzato questa raccolta per generi alimentari di nuovo insieme, il Lions e il Leo Club Agrigento Host. Il territorio sta rispondendo benissimo, le persone insomma sono generose, quindi stanno donando i generi alimentari che poi verranno distribuiti alle persone bisognose del territorio della città. Quindi il primo turno adesso sta per finire, quindi entro le 13, e poi ci sarà un secondo turno nel pomeriggio dalle 17 alle 19.